This year's Barcolana tested a new approach to crowd safety, and it worked. We've done a great job in terms of security this year. So as the event is growing a lot, as we involve more areas of the city, we realize that we need to be very much focused on security. Now, Friuli Venezia Giulia is bringing private security back for 2026, extending it from major events to smaller gatherings across the region. With millions earmarked for public safety, officials say the pilot kept crowds calmer, police freer to patrol, and the city's image intact. We have a very good relation also with the Regione Friuli Venezia Giulia. Is the case of today because we are speaking about the cooperation in the field of security and safety itself. And the coordination is the main point that I have to stress to give more security and safety to this city. In questo la Regione Friuli Venezia Giulia per il 2026 stanzia ulteriori 37 milioni di euro con la legge di bilancio che andrà in aula la prossima settimana, e questa è la proposta che faremo per tutta una serie di misure che vanno a coprire tutti i temi che riguardano la sicurezza, dai reati che stanno prendendo piede, ad esempio il tema delle truffe che è sempre più frequente sul nostro territorio, a reati che ci vedono purtroppo in aumento come incidenza, come quelli relativi alla violenza di genere, fino al controllo del territorio con la vigilanza privata, i sistemi di videosorveglianza, i contributi ai privati per i sistemi anti-intrusione nelle abitazioni private. Un gruppo di attività commerciali chiedono alle proprie associazioni di categoria che hanno bisogno di 5 vigilantes per un periodo tot. Ci fanno una richiesta, noi cerchiamo i vigilanti, li assumiamo, li paghiamo e li mettiamo in quelle zone. Poi la Camera di Commercio rimborsa le associazioni. Il tutto a pagamento al 100% gratuito, per cui il messaggio che do, commercianti, attività fatta lì sotto, richiedete i fondi che ci sono.